L'inchiesta agrigentina Appalti e Mazzette parte da Licata per via della denuncia di un imprenditore che rischiava il fallimento per divergenze politiche con chi governava. Il cartello sociale di Agrigento chiede al Libero Consorzio che torni a essere la cabina di regia per lo sviluppo del territorio agrigentino. Disagi per i passeggeri che ieri sera non sono potuti partire per Lampedusa per via di una rottura. Denuncia dell'avvocato Basilio Vella che chiede una conferenza di servizi per ovviare alle problematiche del trasporto verso l'isola. Al via la seconda giornata della festa del viaggio, a Ioppolo Giancaxio la nuova edizione di Mangia e Passia il prossimo 2 giugno. La giornata della Dante oggi all'Istituto Gallo di Agrigento. Furto in un'abitazione di Fontanelle, un ottico agrigentino arrestato dalla Guardia di Finanza per aver acquistato hashish online. Il prossimo 2 giugno nuova edizione del Vela Day presso il club nautico Punta Piccola di Agrigento a San Leone. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 29 maggio giovedì. L'inchiesta Appalti e Mazzette è partita da Licata a causa di una denuncia di un imprenditore licatese che rischiava il fallimento, il servizio. La denuncia di un imprenditore che rischia il fallimento a causa dell'ostracismo di un gruppo di potere politico e imprenditoriale attivo a Licata è la molla scatenante dell'inchiesta condotta dalla squadra mobile di Agrigento coordinata dalla Procura della Repubblica, procuratore capo Giovanni Di Leo e sostituto Rita Barbieri, che ha scoperchiato un pentolone ribollente che ha portato dritto all'ex assessore all'energia Di Mauro, oggi indagato dagli inquirenti come riferimento di assoluto di rilevanti vicende imprenditoriali legate alla realizzazione di opere pubbliche sul territorio della provincia di Agrigento e non solo, secondo quanto scrive il giornale Grandangolo di Franco Castaldo, che afferma, fermo restando la presunzione di innocenza che riguarda tutte le persone coinvolte in questa delicatissima inchiesta giudiziaria, la vicenda, per come ricostruita dagli investigatori, sarebbe andata così: l'imprenditore a rischio di fallimento mette nero su bianco che a Licata esiste un gruppo politico imprenditoriale che condiziona il libero mercato delle forniture, penalizzando alcune e favorendone altre. L'uomo, stremato e sull'orlo del fallimento perché privo di commesse, indica nel sindaco di Licata, Angelo Balsamo, i consiglieri comunali e imprenditori vari indagati, gli autori di telecondotta, racconta tutto al capo della squadra mobile di Agrigento, Vincenzo Perta, che immediatamente informa il procuratore della Repubblica Di Leo. Scatta a quel punto l'indagine tesa a verificare la veridicità delle accuse mosse e cominciano così le intercettazioni. In brevissimo tempo viene fuori il nome dell'architetto Sebastiano Alesci, superburocrate licatese, già arrestato e attualmente detenuto perché ritenuto al centro di diversi episodi di corruzione finalizzati all'ottenimento di appalti. L'ex assessore all'energia viene così intercettato in ogni forma, trojan, telecamere, cimici. L'onorevole Di Mauro diventa il protagonista di un set cinematografico a cielo aperto, attivo 24 ore su 24 e viene registrato così in tempo reale quando incontra persone in un albergo presso l'hotel di Porto Empedocle o nella zona dello Stadio del Seneto in piazzale Ugo La Malfa, e ancora quando partecipa ad importanti riunioni come quella avvenuta a inizio di quest'anno nella sede dell'AICA. Chi entra in contatto con il parlamentare regionale agrigentino finisce a sua volta sotto intercettazione. Vengono registrati colloqui interessanti, si parla tra le altre cose della volontà di costruire una condotta idrica di adduzione che dal bacino della diga San Giovanni di Naro arrivasse fino a Licata al fine di combattere la cronica carenza idrica. Si parla anche, i poliziotti annotano, di 10 milioni di euro destinati come prima tranche di anticipazione per le opere di rifacimento della rete idrica del comune di Agrigento e altri lavori a Ravanusa. Il cartello sociale di Agrigento interviene con una sua nota sul Libero Consorzio dei Comuni Agrigentini, torni a essere cabina di regia dello sviluppo territoriale. Il cartello sociale interviene oggi con una sua nota stampa sul Libero Consorzio dei Comuni Agrigentini,
A seguito dell'elezione del Presidente del Consiglio, afferma il cartello sociale di Agrigento, riteniamo sia giunto il momento che il libero consorzio dei comuni agrigentini assuma con determinazione il ruolo che gli spetta, quello di cabina di regia delle politiche di sviluppo della provincia, un ruolo strategico troppo lungo, rimasto marginale, che oggi deve tornare al centro dell'azione istituzionale in un territorio che ha urgente bisogno di visione, coesione e progettualità condivisa. Il cartello sociale, formato da Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquiso, ribadisce con forza come il libero consorzio di Agrigento deve diventare il luogo del confronto permanente tra le amministrazioni, le parti sociali, le imprese, il mondo del volontariato e della cittadinanza attiva. Serve una regia autorevole e inclusiva per affrontare le grandi emergenze del territorio, dalla povertà alle infrastrutture, dal lavoro alla sanità, dalla transizione ecologica alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Non c'è tempo da perdere, il territorio agrigentino, per il cartello sociale agrigentino, ha bisogno di una governance all'altezza delle sfide attuali, capace di mettere al centro l'interesse collettivo, superando logiche frammentarie e autoreferenziali. Ieri sera la nave per Lampedusa non è potuta partire, ciò ha creato tanti disagi ai passeggeri che, nonostante siano stati accolti per affrontare il viaggio, dopo diverse ore di attesa hanno ricevuto la comunicazione da parte della Siremar, che gestisce il servizio, che a causa di una rottura non era possibile affrontare il viaggio. A questo punto i passeggeri sono stati fatti scendere dal traghetto e la partenza è stata rinviata. Testimone di questo grave disagio è stato l'avvocato Basilio Vella, già parlamentare all'Ars, che ha scritto una lettera al sindaco di Porto Empedocle al fine di convocare una conferenza di servizi alla presenza del prefetto e la regione per garantire servizi efficienti per i trasporti verso Lampedusa. Lo abbiamo sentito telefonicamente. Avvocato Basilio Vella, ecco, lei ha mandato stamattina una PEC per illustrare il grave disagio di quanto è successo ieri sera. Lei si stava imbarcando per Lampedusa con la nave, poi a un certo punto la nave non è più partita. Allora, è successo che io come altri cittadini lampedusani, eravamo circa 120 persone, ovviamente hanno fatto il biglietto, si sono imbarcate, è stata assegnata la cabina e ognuno di noi è andato ovviamente nella propria cabina di assegnazione. Questo avveniva nella fascia oraria delle 10:11, dopodiché ovviamente motori accesi, traghetto fermo. Alle 1:45 viene data una comunicazione tramite microfono che la nave non poteva più partire, e quindi si invitavano i passeggeri, ovviamente chi aveva intenzione di scendere poteva scendere, e gli altri potevano restare nelle proprie cabine per grazia ricevuta della Siremar. Se non che io, essendo da Agrigento, ovviamente ritorno a casa. Stamattina ovviamente vado al porto per vedere la situazione che si era venuta a creare, se non che a oggi non si sa se il traghetto parte. Quindi c'è un problema ovviamente molto molto grave che riguarda ovviamente la certezza dei trasporti. Stigmatizzo il fatto che la regione siciliana oggi non ha un piano regionale trasporti, che la Siremar agisce in regime di monopolio in regione siciliana, e a questo punto io ho attivato l'iniziativa di preannunciare un esposto di denuncia nei confronti della Procura Repubblica per ovviamente interruzione del servizio pubblico nei confronti della Siremar, salvo loro dimostrare che c'è stato un evento imprevedibile ed imprevisto. E ho invitato il sindaco a che oggi il traghetto parta, perché ci sono molte persone che sono rimaste lì ad aspettare al porto di Porto Empedocle, e soprattutto che il sindaco di Porto Empedocle faccia un'iniziativa con cui convochi in una conferenza di servizi il presidente della regione siciliana, il prefetto, l'assessorato regionale e la Siremar, perché si deve mettere un punto su questa situazione del disagio. Non si può parlare di turismo se prima non si definisce e si risolve in maniera certa la problematica dei trasporti. Immaginarsi i turisti, se un turista viene ad Agrigento, viene a Porto Empedocle, prende il traghetto e si trova in questa sorpresa, neanche dei paesi di peggiore abbandono. Quindi questo è un tema che francamente io personalmente non intendo certamente fare passare inosservato, ma farò tutto il possibile perché si smuovono un po' le acque.
Ieri sera, secondo appuntamento con la festa del viaggio, inseriti negli eventi di Agrigento 2025 presso l'atrio del Palazzo della Prefettura, tra gli ospiti la chef agrigentina Marem Cisse, Lidia Tilotta, Gaetano Basile e il fotografo Puccio Scafidi. La serata è stata condotta dal giornalista Felice Cavallaro. Le interviste ai protagonisti. Secondo appuntamento della festa del viaggio, oggi si parlerà anche di cucina, ma non solo. Si parla di cucina con due personaggi di primo piano che sono Lidia Tilotta, una grande giornalista, e Marem Cisse, che è la ristoratrice di Agrigento, che ha un ristorante che si chiama Ginger e che lei considera il quinto suo figlio. Una storia bellissima, la storia di una donna che arriva dal Senegal e che costituisce un'occasione di riscatto anche costruendo un'impresa economica ad Agrigento. Ne parleremo mischiando tutti questi temi del viaggio anche al tema della fotografia con Pucci Scafidi, grande artista, figlio d'arte perché è figlio di Nicola Scafidi, e poi anche uno storico esperto in usi e costumi e usanze, dice lui, di Sicilia, Gaetano Basile, caustico, narratore affabulatore. E poi tante altre cose, musica, parleremo di mobilità, anche perché noi insistiamo molto sulle piazze letterarie della capitale 2025, ma le piazze letterarie, Vigate, Regalpetra, Palma di Montechiaro, bisogna raggiungerle. Come? Ci interrogheremo su questo tema che deve consentire di costruire qualcosa che ad Agrigento resti anche dopo il 2025. Guido Basile presente a questo secondo appuntamento della festa del viaggio. Per raccontarci cosa? Ma per parlare di cucina stasera, parleremo della cucina di una immigrata, una persona veramente eccezionale che ha costruito una sua cucina. Quanto è importante la cucina anche per il turismo enogastronomico? È l'espressione della cultura di una città, di un paese, è l'espressione del retroterra culturale di chi fa cucina, quindi è molto importante. La cucina tra l'altro mette in evidenza i prodotti del territorio, quindi immaginate un pochino quanto è importante per Agrigento una cucina dove si celebra l'olio, dove si celebra il grano, dove si celebra il buon pesce. Si parlerà non solo di cucina, di una storia bellissima che è quella di Marem Cisse, che è la chef di Ginger di Agrigento, che ha una storia molto bella e il libro è anche il frutto di questo suo percorso di vita con delle ricette veramente buonissime, quindi che invitano poi a gustare la sua cucina, quindi speriamo di riuscire a farvi e a fare, diciamo, innamorare tutti della cucina di Marem, che è una cucina molto particolare perché è un mix tra influenze francesi, senegalesi e siciliane, quindi è una cucina di alto livello, molto 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 buona. Come valuti questa iniziativa? Questa ovviamente sempre bene, la strada degli scrittori, io insomma un po' di anni che vengo qui e che collaboro con loro ed è sempre un bel momento perché il master, l'incontro con i ragazzi che abbiamo avuto oggi pomeriggio sulla parola sogno, quindi siamo stati insieme, abbiamo fatto tanto e adesso qui questa serata, quindi è sempre molto bello essere qui. Oggi presentiamo il mio libro, Sogni di Ginger. Sono molto emozionato e ringrazio tutto, gli agrigentini e anche i miei collaboratori. Senti, parlaci un po' del libro, un minuto proprio. Sì, un libro. Perché comprarlo? Sì, questo libro è un libro che una donna, una mamma, una cuoca che si racconta la sua cucina, racconta anche la sua provenienza, racconta anche Agrigento che l'ha ospitato, perché io mi sento un agrigentino e ringrazio tutto. Il mio contributo, noi siamo una famiglia di fotografi, mio nonno fotografava Donna Franca Florio, mio padre dallo sbarco degli americani ad Alain Delon e del Gattopardo e io invece traghetto in lungo e largo la nostra terra cercando di portare il bello della nostra terra in giro per il mondo per quello che so fare con delle immagini. La fotografia è cambiata negli anni, come trova questo cambiamento? Sì, la fotografia è cambiata perché prima la fotografia era quasi una magia, era soltanto per pochi eletti o per chi desiderava fare veramente fotografia.
Oggi anche con un cellulare, facendo un click, si pensa di fare una bella foto, ma la fotografia va fatta con l'anima, non con i telefonini, per cui faccio parte di quella generazione che fotografa con le macchine fotografiche. Sì, secondo appuntamento stasera, un evento meraviglioso, è già stato interessante la prima serata, c'era Licia Colò, stasera invece si parlerà di integrazione, di accoglienza, peraltro tutto quello che Agrigento riesce ad esprimere, ed è quello che è stato anche la linea guida del dossier che poi abbiamo presentato a Roma, dove si è parlato di cultura in senso dinamico, parlando di cultura dell'accoglienza, dell'integrazione, del dialogo e di cultura delle relazioni tra le varie etnie del Mediterraneo. E questa sera è la testimonianza vivente di quello che noi abbiamo fatto. In occasione della Giornata della Dante, il 2025, anno internazionale della fiducia e della pace, si è tenuto oggi un incontro dal tema Speranza, fiducia e pace nella letteratura e nella vita quotidiana, a cura della società Dante Alighieri presso l'auditorium dell'Istituto Niccolò Gallo di Agrigento. Dall'intervista. Oggi un'importante iniziativa dell'Associazione Dante Alighieri, la consegna di tanti attestati, ma anche il resoconto di un'attività intensa che l'Istituto Gallo ha fatto durante l'anno scolastico. Sì, proprio a completamento di queste varie attività che hanno un po' coinvolto tutti i campi del sapere e anche gli aspetti, diciamo, legati all'educazione dei ragazzi, oggi teniamo qui nell'auditorium della nostra scuola un incontro con la sezione delle Dante Alighieri di Agrigento sui principi della speranza, della fiducia e della pace. Li tratteremo dal punto di vista letterario, dal punto di vista artistico, religioso e anche legato all'attualità. Saranno protagonisti anche giovani, i nostri ragazzi e i ragazzi delle altre scuole qui presenti, che diciamo, esporranno le loro riflessioni su questi temi e basati proprio sul loro sentire a proposito di questi temi, ed è un modo per stimolare la loro attenzione, per stimolare la loro riflessione, per educarli a quelli che sono i principi che devono stare alla base di una convivenza civile. E siamo ben lieti di contribuire assieme alla Dante Alighieri ancora per una volta, perché quest'anno scolastico è stato ricco di iniziative che ci hanno visti lavorare insieme, a far crescere i nostri ragazzi, a far crescere tutti noi, perché chiaramente da questo confronto, da queste esposizioni scaturiscono opportunità di crescita, opportunità per affrontare con maggiore entusiasmo queste che sono le sfide educative del nostro tempo. Che anno scolastico è stato questo, Presidente? Un anno scolastico ricchissimo, impegnativo, dove abbiamo svolto sia lezioni curriculari della nostra offerta formativa che quelle extracurriculari coerenti con la nostra offerta formativa, devo dire in una maniera molto intensa, coinvolgente. Questo ha fatto crescere la comunità scolastica, perché ha fatto sentire gli alunni, indipendentemente dall'indirizzo di studi o della classe frequentata, come facenti parte di un unico corpo e di un unico istituto, e così anche per i docenti, e così anche per il personale tutto. È un grande obiettivo raggiunto, è un obiettivo di crescita, è un obiettivo che ha mirato a far aumentare il senso di appartenenza all'istituzione scolastica, ma anche e soprattutto rivolgendomi ai ragazzi, che poi sono il fine ultimo della nostra azione professionale, hanno permesso ai ragazzi di arricchirsi dal punto di vista sia culturale ma soprattutto umano e relazionale. Continuano gli appuntamenti della Dante Alighieri con la Giornata della Dante, oggi qui al Gallo, e la consegna di diversi attestati. Sì, oggi è la Giornata della Dante Alighieri e come tematica abbiamo scelto la fiducia e la pace, perché quest'anno è l'anno internazionale della fiducia e della pace, e abbiamo aggiunto anche la speranza, proprio perché vogliamo trasmettere ai ragazzi, inculcare in loro i sani principi che sono collegati alla speranza, alla fiducia e alla pace. Abbiamo qui una rappresentanza di varie scuole di Agrigento, saranno loro i protagonisti, hanno scelto dei brani o delle attività collegate a questa tematica, in più anche i relatori che illustreranno
queste tematiche trattandole dal punto di vista letterario, cioè i vari letterati, i vari autori che hanno parlato di pace, di fiducia, di speranza, e inoltre calandola nella realtà, nella quotidianità di tutti i giorni. L'obiettivo finale era quello proprio di far sentire i ragazzi protagonisti e di far scegliere a loro stessi le tematiche da trattare, e quindi pensiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo. Darete anche degli attestati, ho visto? Sì, daremo degli attestati, dei riconoscimenti alle scuole che non solo oggi ma nel corso dell'anno scolastico hanno trattato queste tematiche attraverso le varie discipline, quindi un riconoscimento all'attività svolta dalle scuole, dai docenti e dagli studenti. Un attestato al suo impegno, al suo lavoro svolto al CPA di Agrigento? Sì, noi 9 anni, diciamo, iniziamo nel 2015, lo Stato riformula tutta l'educazione, l'istruzione degli adulti, e sono stati anni in cui siamo stati molto impegnati. Il riconoscimento è a me, ma va tutto, diciamo, il corpo docente, a tutte le persone che con me hanno collaborato in questi 9 anni, e quindi non solo il corpo anche non docente, ecco, dai collaboratori scolastici al personale ATA, tutti abbiamo, come dire, condiviso un progetto di vita, di aiutare questi ragazzi extracomunitari, perché riteniamo che attraverso la cultura, attraverso il sapere, possono acquisire la libertà, quindi il sapere, la conoscenza e libertà. Vale per tutti, ma in particolare vale per questi ragazzi che hanno un passato veramente travagliato, e quando arrivano in Italia già arrivano, diciamo, avendo subito violenze, avendo subito una serie di cose, di fatti negativi. Noi siamo, come dire, abbiamo aiutato in questo, quindi io non penso, come dire, che questo sia un merito. Per me è stato un lavoro, sono stati intensi, come dicevo, sono stati importanti, mi hanno anche cambiato come persona, e però, come dire, abbiamo ottenuto dei risultati soddisfacenti, e sono contento che un'associazione come la Dante Alighieri, che è un'associazione non solo per il nome che porta, ma presente nel mondo, mi abbia voluto dare questo riconoscimento, e sono orgoglioso di aver avuto questo riconoscimento. E si terrà il prossimo 2 giugno la nuova edizione di Mangia e Passia, Picco Festival del Cibo e dell'Arte di Strada a Ioppolo Giancaxio. Nuova edizione di Mangia in Passia con tante prelibatezze, momenti di festa e degustazioni. Sì, siamo arrivati alla 9ª edizione di Mangia e Passia, il piccolo festival del cibo di strada. Insieme con Legambiente abbiamo organizzato e continueremo a organizzare questo importantissimo evento, perché le prelibatezze sono tutte da gustare, con tanti espositori, dall'agroalimentare di qualità ai piccoli artigiani, hobbisti, eccetera. Poi durante il tardo pomeriggio ci sarà il concerto in acustico di Flavio Coloma in arte Bebo, e poi ci saranno il teatro di strada con Gian Domenico Amato. Claudia Casa, al via il 2 giugno a Ioppolo la nuova edizione di Mangia e Passia. Ecco, quali le novità di quest'anno? Ma intanto diciamo che, così come per gli eventi sportivi, man mano che ci si avvicina all'appuntamento clou si dice che si va in trance agonistica. Noi in questo momento siamo in trance organizzativa, non solo perché appunto la data è ormai vicina, quella del 2 giugno, ma perché quest'anno abbiamo avuto un boom di richieste di partecipazione da parte degli stendisti, sia per quanto riguarda il cibo di strada, ed è inutile che io stia qui a elencare tutte le cose che si potranno gustare, perché veramente ci sarà di tutto di più per soddisfare tutti i palati, ma il numero che è raddoppiato è quello degli artigiani sostanzialmente, ma anche delle aziende che faranno degustazione e vendita delle loro produzioni, tutte aziende di qualità. E poi ovviamente, diciamo, ci saranno i momenti di spettacolo che abbiamo previsto. Avremo il concerto in acustico di Flavio Coloma in arte Bebo, che ha partecipato 2 anni fa alla manifestazione Dalla strada al palco, riscuotendo grandissimi consensi. Avremo il ritorno di Gianmarco Amato con il suo teatro di strada. Anche lui alcuni anni fa era stato al Mangia e Passia e aveva coinvolto pienamente tutto il pubblico che ha assistito al suo spettacolo, e penso che sarà la stessa cosa anche quest'anno. E poi un ritorno che soprattutto a me è graditissimo è quello della Modern Music Orchestra, l'orchestra giovanile che aveva partecipato alle prime 2 o 3 edizioni
edizioni di Mangia e Passia e che poi diciamo avevamo un po' perso di vista, ma quest'anno ritorna e avremo dei bellissimi intermezzi musicali con questi giovani che allieteranno veramente l'atmosfera di Mangia e Passia. Ignoti malviventi sono riusciti a entrare nell'appartamento di due coniugi pensionati ultrasettantenni in piazza Primavera, nel quartiere di Fontanelle di Agrigento. Una volta dentro l'abitazione e dopo aver messo tutto a soqquadro hanno trovato e portato via gioielli e oggetti d'oro. Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 35.000 euro. A fare la scoperta è stata la coppia. Una volta rientrata in casa, a quel punto non è rimasto altro che chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto, effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. Il colpo sembra essere stato studiato nei minimi dettagli, considerando che chi ha agito sapeva dell'assenza dei proprietari in quel momento. Ha ordinato e acquistato un pacchetto di hashish online, ma al momento di ritirare la consegna ha trovato ad attenderlo i militari della Guardia di Finanza di Agrigento. Un trentenne ottico agrigentino è stato così arrestato. Il GIP ha convalidato il provvedimento, ma non ha applicato alcuna misura cautelare, rimettendo in libertà il professionista. I militari delle Fiamme Gialle avevano seguito un pacco ritenuto sospetto fin dal centro di smistamento di Caltanissetta, poi l'arrivo in una tabaccheria e la spedizione verso l'ottico. Al momento di ritirare la consegna è scattata la perquisizione. Il trentenne ottico ha consegnato spontaneamente altri 60 grammi di hashish. L'indagato, durante l'udienza di convalida, ha dichiarato di aver acquistato l'hashish per uso personale e per risparmiare sui costi. La mia vigata con Andrea Camilleri nella città del commissario Montalbano. Questo è il titolo del nuovo libro scritto dal giornalista agrigentino Lorenzo Rosso. Lo abbiamo intervistato. Lorenzo Rosso, un nuovo libro che riguarda Camilleri, La mia vigata. Cosa c'è di nuovo rispetto alle tue precedenti pubblicazioni? Dunque, questo libro, edito da VGS Libri, indaga ancora sul rapporto tra Andrea Camilleri e la sua città d'origine, Porto Empedocle, la sua vigata immaginaria e letteraria. Raccoglie ancora una serie di testimonianze sue, di ricordi, aneddoti sul suo passato a Vigata, e in più è corredato questo libro da una serie di testi, di articoli che io pubblicai sempre a proposito della Vigata letteraria. Il tutto è corredato anche da alcune foto suggestive in bianco e nero del fotografo Angelo Pitrone. E questo è un modo per ricordare a 100 anni dalla nascita Andrea Camilleri, nel centenario. Lui è nato a Porto Empedocle il 9 settembre del 1925, quindi sono 100 anni, e per ribadire il fatto appunto che Vigata, la vera Vigata, la Vigata letteraria, è Porto Empedocle. L'altra è una Vigata della finzione, una Vigata televisiva, cinematografica, ma in realtà lui si è sempre battuto per la sua Vigata letteraria, che è Porto Empedocle. Il libro è disponibile in queste ore e verrà poi presentato a breve a una marina di libri a Palermo. Tra l'altro tu sei stato particolarmente vicino ad Andrea, per cui hai avuto anche modo di carpire qualche segreto, no? Sì, io nel corso degli anni con Andrea Camilleri ho pubblicato diverse pubblicazioni, alcune tra l'altro il Caffè Vigata, e un libro intervista ad Andrea Camilleri che è stato tradotto e pubblicato sia in Germania, questo è il libro, che in Brasile, in portoghese. Sì, probabilmente sono stato il primo, forse anche l'unico, che fin dai primi tempi in cui Andrea iniziava ad avere successo, a promuovere la Vigata letteraria di Andrea, che è Porto Empedocle. Linea alla regia per la pubblicità. Una legge
all'ARS per aiutare i ragazzi a uscire dalla criminalità organizzata. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. C'è voluto un anno. Nelle scorse ore l'ARS ha approvato la legge che permette di sostenere i minorenni e le madri che proveranno ad allontanarsi anche fisicamente da contesti mafiosi. Si chiama, non a caso, Liberi di scegliere, e il Parlamento ha dato un segnale politico votandola all'unanimità. È una legge ispirata all'esperienza professionale del presidente del Tribunale per i minori di Catania, Roberto Di Bella, al lavoro in passato anche in Calabria. La legge introduce un principio semplice quanto faticoso da perseguire, creare cioè le condizioni per cui i giovani che nascono in contesti mafiosi possano scegliere una strada diversa rispetto a quella offerta dalla criminalità, e con loro anche le madri. È un momento molto importante, ha commentato Di Bella. In Sicilia si è creata la mafia e qui adesso si stanno producendo anche gli anticorpi. Il testo prevede innanzitutto sostegni economici, ma non solo, punta pure a creare una rete di assistenza che passa dalle associazioni sul territorio, dai tribunali per i minori e da equip multidisciplinari che saranno create in tutte le ASP e che vedranno in prima linea psicologi e assistenti sociali. Verranno finanziati i centri di aggregazione culturale, ci saranno fondi per i giovani e le loro madri che dovranno allontanarsi anche geograficamente dal contesto mafioso in cui sono nati. Un emendamento del presidente della Commissione Antimafia, Antonello Cracolici, punta a contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico, introducendo anche sanzioni per le famiglie che lo tollerano. La norma è una di quelle che il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, aveva inserito fra le priorità di questo 2025, facendo stanziare al Parlamento 2 milioni fra fondi regionali ed europei. Per Galvagno il Parlamento siciliano ha scritto una pagina importante, dimostrando in questa occasione, così come con la legge contro il crack, che si possono fare provvedimenti giusti e misure in favore dei soggetti a rischio, come quei ragazzi provenienti da famiglie legate alla criminalità organizzata che altrimenti avrebbero avuto un destino già segnato. La legge, ha spiegato Giuseppe Lombardo di Grande Sicilia, crea una rete istituzionale integrata che coinvolge prefetture, autorità giudiziaria minorile e ordinaria, forze dell'ordine, servizi sociali dei comuni e delle ASP, istituzioni scolastiche. E non a caso l'assessore all'istruzione Mimmo Turano ha aggiunto che la legge permette di contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica, la devianza minorile, coinvolgendo scuole e centri di aggregazione, promuovendo la cultura della legalità. Oltre al PD, che con Cracolici in commissione antimafia ha lavorato al testo, anche 5 Stelle hanno sostenuto il percorso che ha portato al voto di ieri, e ora Roberta Schillaci e Carlo Gilistro annunciano un monitoraggio sulla attuazione del provvedimento. Vogliamo, dicono, che questa nuova legge non abbia la stessa sorte delle norme sul contrasto alle tossicodipendenze, che ad oggi non trovano applicazione per il mancato varo dei decreti attuativi da parte del governo regionale. Palermo è ancora una volta il fulcro del dibattito scientifico internazionale nel campo della salute mentale, con la 10ª edizione del Mediterranean Mosley Forum, un appuntamento di altissimo profilo che riunisce esperti da tutto il mondo. Palermo è capitale della psichiatria. Quali sono i temi cruciali trattati nelle varie sessioni del forum? Allora, il Mediterranean Maudsley Forum è un congresso internazionale che è arrivato alla sua 10ª edizione qui a Palermo. Nasce da un'antica collaborazione tra l'Istituto di Psichiatria dell'Università di Palermo e il King's College di Londra, istituto presso il quale molti dei nostri studenti, molti dei nostri dottorandi e noi stessi abbiamo svolto attività di ricerca. Questo congresso, svolto ogni anno, accoglie collaboratori, autori,
relatori, speaker e auditorium da tutto il mondo. In particolare quest'anno gli argomenti trattati ruotano attorno ai principali disturbi psichiatrici, i disturbi dello spettro schizofrenico, i disturbi depressivi, i disturbi bipolari, parlandone in termini di cause, di trattamenti e di approcci farmacologici e psicologici. Particolare spazio viene poi dedicato anche ai diritti umani. Alcuni dei nostri relatori, tra l'altro esperti di fama mondiale, da sempre si occupano della salute mentale dei migranti, delle cosiddette categorie fragili, quindi migranti, disabili e oggi in particolare anche soggetti con disforia di genere. Ecco, parliamo di disforia di genere, che è un tema di grande attualità. La disforia di genere è un argomento al quale noi siamo molto interessati. A partire dal 2017 il nostro Policlinico Universitario ha avviato un progetto di tutela dei diritti di cura dei soggetti transessuali e transgender, ossia abbiamo avviato un protocollo di diagnosi e trattamento che inizia con la consulenza psichiatrica e psicologica, continua nell'ambito delle cure ormonali e prosegue poi con gli interventi chirurgici, gli interventi di affermazione di genere, ossia per tutte quelle persone, la disforia significa questo, le persone che nascono biologicamente in un corpo non corrispondente al proprio vissuto psicologico. Aiutiamo quindi tutti questi soggetti. Nell'arco di 7 anni abbiamo incontrato circa 150 persone, aiutiamo queste persone ad affermare il genere nel quale sentono di dovere e volere vivere. Un gran successo della Marcia per la Solidarietà che si è svolta a Messina. La marcia di solidarietà svoltasi a Gioiosa Marea, organizzata dall'Unione delle Associazioni Locali e dal Gruppo di Solidarietà, è stata un momento di forte significato e partecipazione. Un'occasione per mettere al centro dell'attenzione le problematiche legate alla disabilità, dando voce a chi spesso viene trascurato o relegato in casa, e puntando i riflettori sulle inadempienze delle istituzioni e della società civile. L'obiettivo principale della manifestazione è stato quello di non solo evidenziare le difficoltà, ma anche di sensibilizzare e coinvolgere tutta la comunità, affinché si riconosca il valore di ogni persona, indipendentemente dalle differenze. La marcia ha rappresentato un gesto concreto di solidarietà, ma anche un invito a non dimenticare chi ha bisogno di attenzione e di spazi di inclusione. Un punto fondamentale dell'iniziativa è stato il progetto di realizzare un centro diurno a Gioiosa Marea, un'idea fortemente richiesta dalla comunità, dove la percentuale di persone con disabilità è significativa. L'amministrazione comunale ha accolto con entusiasmo questa proposta, mettendo a disposizione nuovi locali con uno spazio esterno, situati presso l'asilo regionale. Un passo importante per la comunità gioiosana, che dimostra sensibilità e attenzione verso chi ha più bisogno di supporto e accoglienza. Alla marcia ha partecipato anche l'onorevole Davide Faraone, presidente della Federazione Italiana Autismo, che ha contribuito a dare visibilità all'evento e alle istanze portate avanti. Non è mancata, infine, una significativa interlocuzione telefonica con l'assessore regionale alla famiglia, dottore e professoressa Albano, avvenuta in arena al termine della manifestazione. L'assessore ha invitato il Centro Navacita e altre associazioni a un incontro presso il suo ufficio, per approfondire e discutere le richieste avanzate. La manifestazione si è rivelata di grande spessore, con una partecipazione numerosa e coinvolgente. La via principale di Gioiosa Marea si è trasformata in un palcoscenico naturale, un teatro a cielo aperto, dove esibizioni a tema hanno dato pieno risalto alle problematiche della disabilità, commuovendo e unendo tutti i presenti. Le performance hanno animato la strada, entusiasmandola e rafforzando il senso di comunità, culminando in un abbraccio collettivo che ha lasciato un segno potente e duraturo. A Pentamusa la Wind Orchestra chiude in grande stile la stagione musicale. I colleghi di Messina. Una serata di musica, suggestioni e forti emozioni ha segnato la chiusura della stagione concertistica 2024-2025 dell'Accademia Filarmonica di Messina, nella prestigiosa cornice del Palacultura Antonello da Messina. Protagonista eccellenza del nostro territorio, la Pentamusa Wind Orchestra, orchestra di fiati, composta da circa 70 musicisti provenienti dal comprensorio nebroideo e non. Sono una delle realtà più dinamiche e affermate nel panorama della musica per fiati in Italia.
Il concerto, sagacemente presentato da Antonio Latteri, si è trasformato in un viaggio sonoro attraverso paesi e culture, ma anche un percorso emotivo, capace di abbracciare la tradizione e l'innovazione, grazie alla varietà del repertorio proposto e alla qualità interpretativa del direttore e dei solisti. Il programma ha previsto una fanfara iniziale a Triumphant Fanfare di Franco Cesarini, per poi proseguire con Fifth Suite for Band di Alfred Reed. Rapsodia Borealis di Sren Hildgard in una trascrizione per orchestra di fiati del maestro Roberto Basile ha avuto uno straordinario impatto emotivo, perché è brano evocativo ispirato ai paesaggi del nord Europa e alla magia dell'aurora boreale. A interpretarlo, con rara profondità e virtuosismo, è stato il maestro Roberto Basile al trombone basso docente del Conservatorio Corelli di Messina, protagonista di una trascrizione eseguita per la seconda volta al mondo e per la prima volta da un artista italiano. L'esecuzione ha suscitato un'autentica ovazione da parte del pubblico. Anche le danze macedoni di Luciano Feliciani è stato uno dei momenti più intensi della serata, eseguite con grande espressività sotto la direzione del maestro Salvatore Grimaldi. Emozione condivisa anche per la presenza in sala del compositore, accolto con affetto e ammirazione dal pubblico. Ultimo brano in programma è stato Four Scottish Dances di Malcolm Arnold. Il concerto si è concluso con un bis Jiménez Ganga di Oscar Navarro, un mambo scintillante, che ha acceso la sala in un finale di festa e vitalità, tra ritmi latini e grande energia orchestrale. Il pubblico ha seguito con grande coinvolgimento ogni momento del concerto, dimostrando come la musica dal vivo, soprattutto quando così ben interpretata, riesca a toccare le corde più profonde dell'animo umano. Tra applausi, silenzi di ascolto intenso e momenti di commozione, la serata ha lasciato un segno vivo e tangibile, suggellando al meglio la conclusione della stagione concertistica. Un grande successo per l'Accademia Filarmonica di Messina e per la Pentamusa Wind Orchestra, che confermano il loro impegno nella diffusione della cultura musicale e nella valorizzazione dei repertori per fiati. Il neopresidente del Club Nautico Punta Piccola di Agrigento, Benedetto Adragna, inaugura la stagione sportiva con l'ormai tradizionale Vela Day. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 2 giugno. Il servizio. Il neopresidente del Club Nautico Punta Piccola di Agrigento, Benedetto Adragna, inaugura la stagione sportiva con l'ormai tradizionale Vela Day, sponsorizzato dalla Federazione Italiana della Vela. È l'occasione, dichiara Adragna, per coinvolgere grandi e piccoli agrigentini alla possibilità di scoprire il mondo velico. Il programma della giornata prevede il benvenuto e la presentazione del club, registrazione e tesseramento dei partecipanti, quindi una breve lezione di teoria della vela, il trasferimento dei piccoli partecipanti presso il molo di Levante e l'uscita in mare di gruppo con imbarcazioni Zip 25 assistita dal gommone del CNPP. Alla presenza della dottoressa Antonella Attanasio, delegata provinciale CONI, che in occasione delle celebrazioni della giornata nazionale dello sport Giubileo dello Sportivo, il Club Nautico Punta Piccola per l'anno 2023 è stato insignito dal CONI della Stella d'Argento al merito sportivo, onorificenza nazionale, che la Presidente Attanasio consegnerà al Club Nautico Punta Piccola. Per la cronaca, la prima società della provincia di Agrigento che per risultati tecnici e per i 50 anni di affiliazione ininterrotta alla Federazione Italiana della Vela. Torna a Palermo Expo Cook, la rassegna del gusto dal 14 al 16 settembre, la 10ª edizione in una fiera del Mediterraneo nuova e più grande. I colleghi di Palermo. Expo Cook, dopo l'esperienza romana che l'ho proiettato sul mondo, diciamo, della ristorazione a livello nazionale e internazionale, ritorna nuovamente a Palermo come un appendice dell'esperienza romana. Palermo sarà un hub per proiettare nuovamente Expo Cook a livello internazionale, perché quello è il vero obiettivo, diciamo, che ci siamo prefissi nella nuova gestione di questo evento. Vogliamo mettere in relazione le aziende
aziende siciliane del settore dell'agrofood, del mondo della ristorazione con il resto del mondo, quindi stiamo lavorando con tutta una serie di accordi con Confindustria, le varie federazioni di settore che hanno l'obiettivo di rilanciare e di mettere in relazione aziende locali, territoriali con le aziende nazionali e il mondo della ristorazione in generale. L'organizzazione di Expo Cook con l'apporto e con l'aiuto dell'amministrazione comunale sta operando una serie di ristrutturazione di alcuni padiglioni, il padiglione 4 in particolar modo e il padiglione 1 che si vanno ad aggiungere già ai padiglioni diciamo in parte ristrutturati negli anni passati, questo per dare una maggiore ampiezza allo spazio espositivo e favorire quindi anche la presenza di maggiori aziende durante l'evento Expo Cook, ma non solo, anche per altri eventi che sicuramente prevedono l'utilizzo del quartiere fieristico di Palermo. Un marchio importante che siamo felici e onorati di ospitare nella città di Palermo all'interno del polo fieristico che si inserisce all'interno della rassegna annuale degli eventi che da qualche anno siamo tornati a ospitare all'interno della Fiera del Mediterraneo e dei quali siamo orgogliosi. Un evento importante che cresce, che vede la riqualificazione di 2 padiglioni della Fiera del Mediterraneo e che quindi verranno restituiti alla città in modo permanente anche per le manifestazioni successive. E questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.